Ciao a tutti, Virus101 di nuovo su Elite Dangerous ed eccoci qui. Oggi parleremo di alcuni conti e di un po' di rettifiche su alcune cose che sono state dette in precedenza negli altri video dedicati al Power Play, quindi altro video dedicato al Power Play, quinto video su questa meccanica abbastanza confusionaria e poco chiara secondo me all'interno del gioco. Perché? Perché ci dà informazioni strane, ce ne dà poche e quelle poche che ci dà sono anche abbastanza fuorvianti. Quindi prima di fare qualsiasi operazione bisogna testarlo, provarlo e vedere che cosa non è. E dai dati che avevo la settimana scorsa, quindi qualche giorno fa, ero nella terza settimana e 0 giorni, quindi ho detto che bene, 3 settimane e un giorno, posso passare direttamente alla quarta settimana alla fine del ciclo. Invece purtroppo così non è stato, quindi bisogna fare molta attenzione a questa cosa. Perché? Perché speravo di aver passato la settimana, scusate ho sbagliato, allora apro un attimo i Galactic Powers così andiamo subito a vedere la mia rimostranza. Allora adesso siamo arrivati finalmente al rating 3, quindi abbiamo dimostrato come sia possibile fare il rating 3 molto velocemente, però come potete vedere siamo time pledged 3 weeks and 2 days, quindi 3 settimane e 2 giorni. Cosa vuol dire questa cosa? Che non possiamo ancora accedere agli Advanced Plasma Accelerator, cosa che speravo di poter fare oggi, ma non potrò e dovrò aspettare e attendere la prossima settimana. E questa cosa mi dà anche la possibilità di vedere un altro degli aspetti del Power Play, per questo sto facendo il video. Allora, cosa è successo? Abbiamo perso 350 saccagnate di meriti qui, perché ce li ha dimezzati la settimana precedente, ma questo lo sapevamo, era una meccanica ormai ben conosciuta. Ci ha spostato al rating 3, ma il numero di settimane è rimasto 3 weeks, 2 days. Quindi attenzione al numero di settimane, ok? Quando fate la sottoscrizione. Allora, come dicevo prima, il mio primissimo errore nel Power Play è stato eseguire la sottoscrizione il primo giorno del ciclo di Power Play, quindi allo scatto, diciamo, della nuova settimana. Questa cosa cosa ha fatto? Ha fatto sì che io dovessi aspettare una settimana in più. Perché? Perché sia che vi registrate a metà settimana che qualche ora prima del termine che all'inizio della settimana, quella settimana non verrà mai conteggiata all'interno del numero di giorni del time pledged, quindi di quanto tempo siete affiliati con la potenza, quindi fateci molta attenzione. Quindi consiglio mio, se dovete proprio affiliarvi a una determinata fazione, fatelo per esempio il mercoledì sera. Perché? Perché il giovedì è il cambio avviene il cambio di ciclo di solito, quindi è il giorno settimanale che appunto interessa il cambio, la fine e l'inizio del nuovo ciclo. Non fate il pledge a inizio settimana, perché vi succederà come a me in questo caso, e buttate via un'intera settimana nel nulla in cui potete fare altro e non subire tutte le rogne del Power Play. Quindi questo è quanto. Quindi attenzione a questa prima cosa. Io ci sono incappato, sto incappando praticamente in ogni errore possibile e immaginabile all'interno della gestione del Power Play. Perché? Perché come dicevo sto imparando anch'io un po' a sfruttare e ad utilizzarlo. Ho fatto i miei conti, i conti sono corretti, però purtroppo ho sbagliato completamente questa cosa all'inizio. Sbagliando questa cosa all'inizio mi sono scombinato le settimane, per cui dovrò attendere un'ulteriore settimana. Quindi la prossima settimana sarà la settimana in cui andremo a vedere gli Advanced Plasma Accelerator. Quindi questo un attimo per farvi capire quanto importante è tenere sott'occhio queste cose, quindi soprattutto il numero di settimane, perché finché questo numero non diventa 4, quindi queste 4 weeks, e voi potete avere il rating che volete, ma non arriverete mai a sbloccare il Power Commodity, quindi scusate, il Power Module. E quindi sappiatelo. Questa cosa quindi mi obbliga adesso a rifare altri meriti. Allora, visto che ci sono, continuo col meccanismo che ho già ampiamente sfruttato e torno ad andare a prendere un po' di power supply, a trasportarle dall'altra parte. Adesso non completerò tutto il video con il trasporto, boh, magari vediamo dopo, però non penso che lo farò, perché volevo solo praticamente parlare di un paio di cose, quindi un video abbastanza veloce stasera. Allora, se torniamo sui
oggi Power Contact, come vedete arriviamo qui, ne ho già comprati alcuni e ho trovato questa cosa, posso comprarne 20 alla volta, dici che bello, 100k, ne sblocco 20, no, attenzione, anche qui non cambia assolutamente nulla, ne volete 20, ne volete 15, 15 vi costano 150, 20 vi costano 200, quindi ogni 10 power supply in più che andate a sbloccare vi costerà un relativo 100.000, 150, 200.000 crediti. Quindi parlavamo anche in precedenza che forse conveniva magari fare già il rating 2 per sbloccare più power commodity. Come potete vedere in questo caso no. Perché? Perché comunque sbloccare 15 power commodity vi costerà 150k, sbloccarne 20 come in questo caso vi costerà 200.000 crediti, quindi 200k. Ne ho già comprati un pochettini, quindi adesso vado a riempire nuovamente la mia nave e solita procedura che avete visto già l'altra volta, quindi andiamo a scialacquare e altri soldi proprio per colpa di quell'errore mio iniziale che ho fatto di là. Allora l'unica cosa che ci viene comoda in questo senso qui è che ne possiamo prendere 20 alla volta, quindi riduciamo il numero di click che dobbiamo fare su questa pagina, perché tanto i costi, sia che siate rating 3, 1, 2 o quello che sia, ho sbagliato, non cambiano assolutamente niente. Quello è il costo delle power commodity indipendentemente dal rating che avete. Quindi come potete vedere in questo caso qui 200k a botta per sbloccare i 20 power commodity, quindi eccoci qua. L'unica cosa appunto dicevo è che devo schiacciare meno volte il bottone di acquisto, quindi 20, 240, ancora due giri, tac tac tac, eccoli qua, 260 e 280, cosa che invece appunto è molto noiosa a 10 power supply a volta, però non ci cambia praticamente assolutamente nulla. Quindi se vogliamo appunto arrivare a sbloccare queste cose dobbiamo fare un'estremissima attenzione al numero di settimane. Magari segnatevelo in calendario, segnatevelo da qualche parte e conteggiate bene magari quando ve lo dicono qua, ma fateci molta attenzione, se no vi succederà come nel mio caso che andate a infrattarvi praticamente in un grosso problema. In che senso? Più che altro di spesa, abbiamo già speso 7 milioni e 3 per 7 milioni e 4 in questo caso per fare il rating 3 e 750, diciamo metà dei 7 milioni, quindi quasi 3 milioni li abbiamo spesi praticamente per il cazzo del nulla. E lo dico volutamente utilizzando un tono anche abbastanza volgare, perché sono abbastanza frustrato su questa cosa qui, perché Powerplay è bello, è figo, fotomodello, tutto quello che vuoi, ma sinceramente aspettare un mese obbligatorio per fare questa cosa lo trovo un po', insomma, non mi è mai piaciuta questa cosa qui. Per questo cercavo anche, indipendentemente dalla spesa, cercavo di poter assolutamente limitare i danni in senso di tempo, ma purtroppo così non è stato. Ho fatto un erroraccio. Quindi adesso, mentre ci avviciniamo al sistema di consegna, volevo fare un attimo un riepilogo degli errori che ho commesso io e che spero di non ricommettere più in futuro, e quindi spero anche che siano utili per voi, insomma, questi suggerimenti, perché alla fine questo video va a condividere la mia esperienza di gioco. Allora, come dicevamo primo erroraccio di valutazione dovuto al tempo di iscrizione, quindi facciamo attenzione a quando ci iscriviamo, fatelo il mercoledì, quindi il giorno prima del termine del ciclo, in modo che vi iscrivete il giorno dopo termina il ciclo e cominciate con una settimana proprio fresca e nuova, altrimenti rischiate di buttare via un'intera settimana per nulla. Quindi questo è il primo consiglio che vi do, ed è sempre un secondo me. Altro secondo me, tenete sempre sott'occhio i cicli, il numero di settimane, eccetera eccetera. Perché? Perché se volete guadagnare meriti nel frattempo dovete farlo oculatamente. Quindi un conto è se appunto mirate al rating 5, al rating 5, quindi andate a combattere, andate a fare undermining o quello che sia, va benissimo, magari fate anche 10 su power supply al giorno, 10-20 power supply al giorno, fate una missione, fate le power supply, fate una missione, fate le power supply. Questo per una settimana vi consente di spendere poco e di incrementare il vostro rating. Fate attenzione sempre al fatto che i rating
Scusate, i meriti vengono dimezzati di settimana in settimana, quindi se avete intenzione di arrivare a rating 5, eccetera, eccetera, fatelo con un po' di testa, fatevi un attimo di conti, se vi conviene andare a prendere subito il rating all'interno di una settimana, quindi fare tutti i 10.000 punti che vi servono, mi pare, per il rating 5, e quindi partire subito da lì, o se volete farlo pian pianino, un po' alla volta. Secondo me far tutto in botta unica è la soluzione migliore, perché tutta questa meccanica del dimezzamento dei meriti su per la settimana è un po' fastidiosa, quindi rischiate di fare magari rating 3 o 4 la prima settimana, poi dover recuperare un attimo tutti i punti fatti per poi poter fare gli altri punti che vi consentono di poter andare avanti, quindi è una cosa in cui bisogna fare un po' di esperienza, bisogna dedicarci un po' di tempo e fare i conti, quindi come abbiamo fatto anche in questo caso, fatevi i conti di quanto vi costa fare una cosa piuttosto che un'altra, non solo in termini di soldi in rapporto ai meriti, ma anche di tempo di gioco, perché ovviamente il tempo di gioco è molto importante, se non dedichiamo il tempo giusto, se non facciamo le operazioni corrette, rischiamo di perdere serate su serate senza ottenere il risultato desiderato. Quindi fatevi un attimo di conti, perché magari sì, in undermining guadagnate 30 meriti a nave, ma ora che trovate le navi, che le distruggete, che magari poi rischiate anche di esplodere o quello che sia, e magari per fare 30 meriti ci mettete 2 ore, dico io che adesso caso ipotetico, e se per fare quei 30 meriti ci mettete così tanto tempo, allora il gioco non vale più la candela. Conviene investire per esempio 2 ore a fare missioni, guadagnare soldi per poi andare a fare un po' di trasporto merci, come stiamo facendo in questo momento. In questa modalità qui allora avrete utilizzato molto meglio il tempo che avete all'interno del gioco, rimane sempre appunto un secondo me, quindi altro errore da evitare: affrontare power play senza fare i conti. Ulteriore cosa è fate sempre le vostre valutazioni, quindi controllate molto bene che vantaggi vi dà una fazione rispetto all'altra, e chi è il nemico di quella fazione, perché potrebbe essere una potenza con cui avete già commerciato o con cui siete già amici, quindi fate molta attenzione, perché se volete andare a combattere per esempio con una fazione con cui siete in amicizia o con cui fate commerci o avete basi o navi sparpagliate sui vari starport di quella potenza, fateci molta attenzione, perché potrebbe risultare un po' problematico tornare a fare le missioni di là. Quindi questo è un attimo una piccola nota mia personale. Ti vuoi fermare? Oh, finalmente. Eccoci qua, doccati, quindi anche qui facciamo un attimo attenzione a queste meccaniche di gioco. Sono meccaniche punitive perché, come avete visto in questo caso, abbiamo sbagliato i conti di ben una settimana, e questa cosa qua mi obbligherà intanto a me personalmente a aspettare un'altra settimana per ottenere un modulo specifico che sto cercando di ottenere, che sono appunto l'Advanced Plasma Accelerator, perché una volta che li avrò ottenuti andrò a fare altre cose, quindi questa cosa mi rallenta di una settimana il tempo di gioco. Perché? Perché in questa settimana magari andrò a fare altre missioni, altre cose, sì, sicuramente, ma il mio obiettivo, che era quello di andare a fare l'outfit, quindi andare a equipaggiare un Vulture in una maniera un po' particolare, sbloccare ingegneri e altre cose, tutta questa meccanica mi si rallenta. Per carità, posso già sbloccare gli ingegneri prima, di qua e di là, nessuno mi obbliga a farlo prima, però volevo farlo direttamente col Vulture. Questa cosa invece mi ha un po' bloccato. Ok, quindi come potete vedere e capire è una cosa abbastanza fastidiosa. Adesso 667 meriti, andiamo e torniamo indietro a prendere i power supply che ci mancano. Ah, ah, ah. Eccoci qua, intanto prendiamo subito il lock destination, allontaniamoci dal dal powerport, mamma mia, parlare di power play poi ti fa mettere la parola power ovunque, no. Allontaniamoci dallo starport e torniamo a EOTNSS a prendere i power supply che ci mancano per poter mantenere il rating 3 all'interno di questa settimana all'interno di questa settimana, questo ciclo di power play. Dai. Allora, intanto andiamo a vedere subito una cosa, così vi faccio vedere. Come vedete, altri 6 giorni è scritto qui in alto, quindi altri 6 giorni di attesa. E da questa cosa non si scappa, ragazzi, non ce n'è. Quello bisogna fare e quello va fatto. Quindi
capite che è un po' problematico. Adesso andiamo a vedere quanti power supply dobbiamo comprare. Allora, dobbiamo comprare esattamente 750 meno 667 che fa 83 power supplies. Ne comprerò un centinaio perché a sto punto faccio anche qualche merito in più alla faccia potrei comprarne anche solo una novantina, ma 90 non posso comprarli perché tanto comunque butterei via solo soldi, quindi vado a comprare un altro centinaio di power supplies. Allora, riavviciniamoci al nostro amico Parkinson Doc. Avevo detto all'inizio del video che non avrei fatto questa cosa, ma alla fine alla fine è stato più forte di me, quindi via a fare il commercio, andare subito a completare il reintegro dei meriti che abbiamo perso all'interno di questo ciclo, di questa settimana. E vabbè, cosa ci volete fare? Purtroppo gli errori si possono commettere, si pagano. In questo caso ho sbagliato, come si suol dire, ho cappellato proprio di brutto, come sto sbagliando totalmente le velocità in fase di avvicinamento al Parkinson Dock. Eccoci qua, abbiamo rallentato, ok, opportunamente, perfetto. E questo invece dovrebbe essere la giusta velocità per poterci avvicinare al Parkinson Dock. Parlavamo infatti anche in canale su alcuni dei vostri commenti sulle modalità di avvicinamento ai punti di drop, tutte le varie cose, quindi stavo pensando di fare un video a riguardo, quindi al termine di questo video in settimana magari mi sbizzarrisco a trattare qualche contenuto bonus del gioco, quindi per esempio che valori tenere sott'occhio durante la fase di avvicinamento ai pianeti o agli starport, quindi in relazione alle velocità, alla decelerazione automatica che imposta la nave e tutto quello che ci va dietro, perché insomma sono cose che sono quei piccoli dettagli all'interno del gioco che ci aiutano a risparmiare, a limare un po' di tempo, perché pensate, se mancate l'avvicinamento a una stazione perdete almeno 30-40 secondi per rigirarvi, riallinearvi a livello di tempo, eccetera eccetera, quindi anche lì può essere fastidioso. Altra cosa che si parlava era per esempio il silent running, come funziona, eccetera eccetera, quindi ecco lì farò magari un video di un paio di piccoli contenuti bonus sull'utilizzo di appunto di queste cose, quindi intanto così era giusto per fare una piccola anticipazione sul video che andremo a trattare prima della fine del prossimo ciclo di Power Play, perché come dicevo speravo di poterlo completare ora, ma questa cosa purtroppo non è successa e quindi praticamente eccolo là il 22, viva Yorbi come diciamo noi, beati Yorbi, viva Yorbi, ecco qua, ben, dai, giù, andiamo ad atterrare pian pianino, ci appoggiamo sulla piattaforma ed eccoci qua. Adesso altro centinaio di power supply, non vi tedierò ulteriormente con l'acquisto e un altro giro di consegna di power supply e vado a terminare qui il video. Appunto dicevo è un video un po' più corto del solito perché? Perché insomma non c'è molto altro da dire. Avete visto gli errori che ho commesso io personalmente nella gestione del power play e quindi evitateli anche per non perderci troppo tempo sopra. Perché? Perché perdere tempo non è mai una cosa bella all'interno di questi giochi. Per carità, nessuno arriva primo, non c'è nessun vincitore all'interno del ciclo di power play, non è che ma lo finisco prima io, sono più figo di te, perché comunque questa cosa riguarda tutti i giocatori all'interno di Elite, quindi o prima o dopo ci arrivate. E è una cosa prettamente personale, perché è una cosa che serve a me per evitare di, come in questo caso, buttare via un'altra settimana per andare a fare quello che vorrei cercare di fare all'interno di questo gioco. E appunto, quindi fateci molta attenzione, quindi attenzione al numero di settimane, attenzione al giorno della settimana all'interno del quale iniziate il ciclo di power play, fate attenzione al numero di giorni che vi segnala il gioco e anche in funzione del fatto che se volete appunto utilizzare la tecnica proposta acquistando i power supply, se sbagliate la settimana dovete investire altri soldi per poter mantenere il rating e quindi arrivare alla quarta settimana con rating 3. Quindi detto questo vado a chiudere il video, ringrazio tutti coloro che hanno visto, partecipato a questo journey,
a questo percorso all'interno del Powerplay più tutti gli altri video su Elite e anche sugli altri giochi, ne arriveranno anche altri. E quindi grazie a tutti, Virus 101 nella frustrazione dell'errore vi saluta e vi dà un buon transmission out.